Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Sono particolarmente felice questa sera di parlare del testo teatrale che Ottavia Piccolo interpreterà il 2 marzo al Teatro Goldoni per la regia di Sandra Mangini, che è pure qui presente, che ringrazio, e su un testo di Stefano Massini. Io devo dire l'ho visto già ed è uno spettacolo che consiglio. Forse è la prima volta che l'Ateneo Veneto fa un incontro su uno spettacolo che si fa in un teatro della città e mi piacerebbe che diventasse anche una buona abitudine. Ecco, vedo da lontano qualcuno che annuisce dal Teatro Goldoni. No, una buona abitudine soprattutto per spettacoli con testi come questo che hanno ad oggetto argomenti particolarmente importanti. D'altro canto Ottavia Piccolo e Massini ci hanno abituato a testi sempre molto, molto densi. E questo spettacolo parla di Elda Pucci. È un nome che forse a qualcuno ricorda qualcosa, perché è una donna di cui si è nel tempo parlato poco. Elda Pucci, palermitana, medico pediatra, docente e primario all'ospedale dei bambini Santa Cristina di Palermo, dal 1980 più volte consigliera comunale della Democrazia Cristiana e infine sindaco dal 19 aprile 1983 al 13 aprile 1984. Perché dico le date? Perché non è stato neanche un anno. E su questo nemmeno un anno si gioca lo spettacolo. Il contesto storico: siamo a Palermo, Elda Pucci diventa sindaco 6 mesi dopo l'assassinio del generale Alberto Dalla Chiesa. Durante il suo mandato di sindaco, oltre a moltissimi purtroppo eventi efferati che vedevano le lotte tra le varie componenti di Cosa Nostra, c'è l'omicidio di Rocco Chinnici, che è a Palermo il 29 luglio 83, e del giornalista Pippo Fava 5 gennaio 1984, eventi che vengono citati nel testo teatrale. E proprio l'omicidio di Rocco Chinnici dà a Elda Pucci un primato. Per la prima volta un comune si costituisce parte civile in un processo di mafia. Ma non è la prima volta per Elda Pucci, perché lei è stata la prima presidente di un consiglio dell'ordine provinciale dei medici, è stata la prima donna sindaco di una grande città. Sembra impossibile perché era l'84, ma era la prima volta. Lei che in ospedale non voleva essere chiamata signorina, perché diceva che aveva una laurea, non voleva essere chiamata dottore perché diceva che era una femmina, e quindi voleva essere chiamata signora dottoressa, come quando è diventata consigliere comunale voleva farsi chiamare consigliera, che per l'epoca, parliamo di 40 anni fa, era un gesto di rottura piuttosto forte. La sua avventura, e uso il termine avventura non a caso, la sua avventura di sindaco dura meno di un anno. E nell'esordio dello spettacolo si dice: questa è la storia di una donna, anzi, questa è la storia di una donna e di una città, perché quella donna per un anno guidò la città. Per cui questa, in fondo, è la storia di una donna, di una città e di un anno.
che poi un anno non fu. E infatti, forse, a ben guardare, questa è la storia di una donna, di una città, di un anno e di tutti quelli che a un anno pieno non ce la fecero arrivare. E perché? Perché il 13 aprile del 1984 la giunta di Elda Pucci fu sfiduciata e il testo teatrale ci spiega la ragione di questa sfiducia. E infatti il testo teatrale si gioca tutto tra la sua professione di medico, che era quella che aveva iniziato, e di medico pediatra, tant'è che il testo è intervallato proprio dai nomi dei bambini di cui lei si è occupata, e la sua attività politica, legate tutte insieme da un'etica profondissima e da una schiena incredibilmente dritta. Dopo essere stata sfiduciata, Elda Pucci si ricandida ancora, non era una donna che mollava. Nella campagna elettorale del 1985 fanno saltare la sua villa di Piana degli Albanesi, facendo capire quindi che non era voluta. Ma probabilmente non era voluta non solo da Cosa Nostra, ma anche da qualcuno degli apparati della sua città e anche degli apparati statali, e anche di questo il testo teatrale dà conto. Perché alle elezioni prese 21.000 voti, fu la più votata, ma il suo partito scelse Leoluca Orlando. E che non fosse voluta, risulta chiaro, e anche qui ce lo dice Massini, perché un collaboratore di giustizia sentito pochi anni dopo aveva detto: Cosa Nostra la voleva uccidere, più volte fu lì per farlo, ma poi nessuno con la signora dottoressa ebbe il coraggio. Alla Vucciria, all'albergheria Santa Chiara, lei era quella che aveva curato i picciriddi e la gente a lei se la ricordava. Semplicemente le tolsero i voti. E fine della storia. E giustamente si dice, se fosse stata ammazzata ci sarebbe una via, una piazza a lei intitolata. Invece è stata fatta fuori silenziosamente, dimenticata, cancellata. E quindi grazie a chi ne coltiva la memoria. Allora lascio la parola adesso a Beppe Giulietti, che ci farà un affresco della Palermo di quell'epoca. Un affresco sarà complesso. Poi... No, beh, un affresco così no. Troppi affreschi. No, scherzo. Abbiate pietà di me, come dicono i miei amici francescani, perché sono senza voce, però ci provo lo stesso. Forse sarà un acquerello, diciamo, con la voce che mi resta. Guarda, 2 o 3 cose. La prima, grazie. Io faccio sempre fatica a parlare in questa città dove sono cresciuto, ma per me l'Ateneo è vicino, non c'ho le scusate. Siamo tutti anziani. Vicino poveretti, no, non è un bel esordio, però. No, cioè, magari qualcuno di loro ci sente, diciamo. No? Qualcuno, ma la maggior parte... No, io lo so, non devo fare cose con Ottavia Piccolo, lo so, però diciamo un grande affetto. No, e tanto vi ringrazio, perché l'Ateneo Veneto, almeno per me, c'entra il ragionamento iniziale, poi lo vedrete, è un luogo di passione civile e anche di grande amore per l'uso delle parole. La parola si sente più di questo, posso fare? Sì, devi stare proprio attaccato. Cioè, ma l'avete fatta apposta sta roba? Cioè, in altri luoghi del paese me lo fanno apposta, spero di no qua. È un grande... Si sente? Sì. Bene, è un luogo di passione civile. Questo, e di amore per le parole in tutte le sue forme. La parola non è solo quella, come pensano i miei colleghi talvolta, quella dei giornalisti, la parola in tutte le sue espressioni. L'uso dei segni, l'abitudine a rispettare i segni, a rispettare le parole, che poi è il senso dell'associazione che io rappresento e di cui è presidente qua a Venezia Ottavia Piccolo, che si chiama Articolo 21 della Costituzione.
un articolo, fatemelo dire, vista la sede, che in questi giorni è stato rappresentato con rara perizia, con rara fermezza dal Presidente della Repubblica, quando ha sintetizzato il valore della libertà di manifestazione, di riunione e di parola. E credo che di questo gli si debba dare atto. E questo spettacolo non solo si collega a questa altezza istituzionale, ma anche ad un altro criterio, che in questo caso non è di Mattarella, ma è del Papa, che è quello di illuminare le periferie, che sono le periferie delle città, le periferie del cuore. È una cosa più complessa, sono i luoghi oscurati. Tu hai ricordato la cancellazione della memoria di Elda Pucci, ma purtroppo nella storia di mafia ci sono tante cancellazioni della memoria. Fatemi ricordare che il primo giornalista sequestrato e ucciso, che non ha mai avuto verità e giustizia, si chiamava Mauro De Mauro ed è rimasto uno dei casi più oscurati della storia dei morti ammazzati dalla mafia. Peraltro, se ho ben capito, tu Ottavia fai sì con la testa perché sennò mi mortifico, questo spettacolo si collega ad altri spettacoli che immagino voi abbiate visto, in cui c'è questa figura centrale della donna, attualissimo. Penso all'assassinio in Russia di Anna Politkovskaya, dimenticata anche lei perché adesso è stata riscoperta, ma è stata ammazzata qualche anno fa. Era già tutto visibile, sì. E penso anche a uno spettacolo che lei rappresenterà il 20 marzo a Parma, in occasione dei 30 anni dall'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, restati anche loro senza verità e giustizia. C'è un altro spettacolo, sempre se non ricordo male, scritto da Massini, che si chiama Lo schifo. Questo è un lavoro sulla memoria, lo segnalo all'Ateneo, un lavoro che continueremo a fare con Ottavia e con tanti amiche e amici presenti. Nei prossimi giorni chiederemo a un giornalista sotto scorta che ha scritto un libro, I Traditori, in cui si parla anche di queste vicende di mafia a Palermo, che è il libro di Paolo Borrometti, che si chiama Traditori. E a proposito di luoghi e persone che rischiano di essere dimenticate, la prossima iniziativa sarà con la famiglia Regeni, che porteremo qui a Venezia per stare con loro. La mafia spiegata ai bambini mi pare che si inserisca, se ho capito bene, pienamente in questo filone, che è anche di educazione alla legalità e anche la capacità di raccontare storie e personaggi che meriterebbero un ruolo più rilevante nella storia della Repubblica. È Elda Pucci, che io poi ho conosciuto perché è stata parlamentare europea successivamente. Se posso usare uno slogan, diciamo, sta tra l'inverno e la primavera, lo dico anche a Sandra Mangini, perché c'è l'inverno, subito dopo parte la primavera di Palermo. Quando lei fa la sindaca siamo nel pieno inverno, c'è una lunga serie di assassini. Quel Rocco Chinnici che qui è stato citato dalla Presidente, tra l'altro è uno dei primi che intuisce l'importanza del pool. Chinnici aveva posto la questione che la mafia non poteva più essere affrontata come un problema di cronaca giudiziaria, ma c'era il problema di connettere tutti i filoni, compresi quelli dei depistaggi. E Chinnici viene colpito anche per questa ragione. Potrei citare tanti giudici, ma qui c'è gente più capace di me, perché una strage, giudici, poliziotti, avete ricordato Pippo Fava, ma c'è anche Impastato in quella stagione, poco prima c'è stato Giulio Francesi. Lei viene colpita perché viene osteggiata lungamente, sì è vero, viene colpita da attentati e minacce, ma credo che la spiegazione stia nella cosa che diceva prima la Presidente, la decisione allora clamorosa, adesso è più banale, ma la decisione di costituirsi parte civile da parte di una comunità nei confronti della mafia, cosa che adesso può apparire ordinaria, non era ordinaria, perché era la stagione nella quale era innominabile ancora la parola mafia. Si aprì uno scontro violentissimo, se ricordo bene, persino dentro la Chiesa, sulla definizione della mafia. Quindi fu una questione veramente delicatissima. Quando lei decide di costituirsi, lei tocca e diceva: perché è così coraggioso costituire? Perché tu in quel momento stai dicendo, e lei questo fa, la mia comunità non si connette con la mafia, la mia comunità contrasta la mafia. Ma questo ha delle conseguenze, perché il contrasto della mafia non è solo la mafia, diciamo, c'è un'antimafia della retorica, poi c'è quella che si chiama Don Luigi Ciotti, l'antimafia sociale, è una cosa diversa, dove tu li vai a colpire negli interessi,
Non è un caso che l'unico deputato ucciso nella storia della Repubblica su questo è Pio La Torre. Ma perché? Perché Pio La Torre poi col ministro Rognoni danno vita ad una legge che non colpisce retoricamente la mafia, ma colpisce i capitali della mafia, il sequestro dei beni, i cosiddetti beni confiscati. Ci sono anche nel Veneto. Sì, Falcone diceva rincorrete i soldi e troverete cosa nostra. La linea dei soldi, Don Luigi Ciotti, dico Don Luigi Ciotti perché tra breve è la giornata nazionale contro le mafie, il 21 marzo di ogni anno, il primo giorno di primavera, c'è questa grande iniziativa quest'anno a Roma, aggiunge non solo la linea dei soldi ma seguite la linea del sangue, perché vedrete come nel tempo la linea del sangue colpisce diverse categorie ogni qualvolta si espongono, i magistrati, i poliziotti, i carabinieri, le scorte, qualche sacerdote che non va dimenticato, questo anche la camorra, e colpisce quei cronisti che ritengono di indagare. Dice, ma perché questo spettacolo, almeno questa è la mia lettura, è importante e interessante, perché vederlo? Intanto state sempre attenti a quelli che vi dicono attenzione a parlare di questi temi. Scrive molto bene Nando Dalla Chiesa che spiega come riconoscere il linguaggio dei mafiosi, c'è un libro bellissimo sul vocabolario dei mafiosi, sul tentativo di invertire il rapporto tra la vittima e il boia, per cui quasi tutti costoro, tutti quelli che sono citati, attenzione che quando vengono ammazzati vengono diffamati. C'è proprio una sequela che voi trovate, questione di femmine, torbidi ambienti dell'omosessualità, no era lui che ci ricattava, scatta la campagna di diffamazione, in parte tentata con modalità diverse con l'attentato e non solo nei confronti della sindaca Pucci, ma noi lo ritroviamo, pensate solo a ciò che è accaduto dopo l'assassinio di Dalla Chiesa, di Caponetto, di Falcone, di Borsellino, di Pippo Fava, di Impassato, ma proprio Falcone e Borsellino, in particolare Borsellino, ricordo c'è un'ultima lettera molto bella che riguarda il Veneto. Borsellino l'ultimo intervento che fa lo fa in una lettera di risposta agli studenti di Bassano del Grappa, dove addirittura si scusa, perché la preside dice ma insomma lei doveva venire, lui ha detto sì ma io ho qualche problema, si scusa e spiega, ma il centro, ecco perché mi permetto di ringraziare voi, il centro di tutta la lettera, come di altre parole di Falcone e Borsellino, è parlatene, parlatene, parlatene. Guardate, sembra una banalità. Loro dicono parlatene dalla mafia, altro che stare zitti, parlatene nelle scuole, parlatene nel cinema, parlatene nei teatri, fate educazione nelle scuole, fatela coi bambini. Vedi come si arriva poi al tema della mafia spiegata ai bambini. Spiegarla ai bambini, c'è che c'entrano i bambini? Molto, secondo l'ultimo rapporto di Libera sono 108, rapporto 2023, la famosa Onorata Società che diceva di non toccare i bambini e le donne, ma è un'altra delle grandi bugie che sono state raccontate, sono 108 i bambini che sono vittime di mafia, al di là del caso più clamoroso di Santino De Matteo, c'è persino un bambino di 52 giorni, uccidono il padre in macchina, poi si fermano e sparano al bambino che sta dentro la macchina, quindi la mafia non è affatto questo luogo dell'onorata società. Trovate un rapporto di Libera 2023, c'è anche un libretto, la mafia spiegata ai bambini, che fa la casa editrice Becco Giallo di Padova, dove racconta alcuni di questi casi. La disonorata società uccide il futuro, questo è forse il concetto che è più difficile da trasmettere. Io penso alle bambine e ai bambini, non è semplice, devi avere la capacità di raccontarlo, è molto più capace sicuramente Sandra Maggini e Ottavia di quello che, piccolo di quello che sto facendo io, ma ha senso farlo a Venezia, e qui chiamo in causa la Presidente Magaraggia che ne ha molto più di me, forse altri sono in sala, perché io consiglio a tutti di leggere le straordinarie relazioni che sono state fatte dai magistrati anche di questa città e del Veneto e dalla direzione antimafia, perché quando ci si ritiene immuni è perché non si sa, perché c'è l'oscurità, perché in realtà persino nel quartiere dove vivo io e in altri quartieri, ma hanno un aspetto diverso dalla mafia palermitana, perché sono travestiti da benefattori molto spesso, da imprenditori benefattori, quindi parlarne anche qui, parlarne al teatro ha un senso, perché le infiltrazioni sono anche a casa nostra. Qui c'è Giorgio Cecchetti che potrebbe parlarne più e meglio di me, ma penso anche a un libro di Ugo Di Nello sulle mafie nel nord-est, e penso al libro non lo sapevo, vedi che siamo vicini, e anche il libro ultimo di Bettin e Dianese che parla del terrorismo, ma il terrorismo ha spesso delle connessioni con la mafia, anche in questa regione. Ecco perché, ho terminato, è fondamentale questo lavoro di presentazione come di rappresentazione, perché ti abito a riconoscere la mafia
dietro linguaggi apparentemente comportamenti non mafiosi. E credo che questo sia il modo più giusto per onorare Elda Pucci, che è vero che è stata cancellata, anzi mi hai dato un'idea. Forse potremmo anche collegarci, è una proposta che mentre ascoltavo la Presidente, con le nostre associazioni, col Presidente Borrometi, che affinché lui trasmetta, Paolo Borrometi può farlo meglio di me, per i suoi rapporti. Io credo che sia giusto segnalare al Presidente della Repubblica, risegnalare questa storia, risegnalarla a chi amministra quella città, chiedere che sia ricordata nel modo... Dimmi. Nel frattempo, Ecco. grazie al testo di Massini e poi al nostro spettacolo, credo che l'anno scorso, quindi 39 anni dopo, anzi no, esattamente 40 perché era l'83, quindi 2023, hanno messo una targa nel comune di Palermo. Esiste un giardino... Fino adesso non c'era niente. Però niente, noi siamo tenaci, perché Ma esiste noi anche farne più. c'è un giardino della legalità a Palermo, Ah, bene, molto perfetto. bello, vicino a Punta Raisi, dove hanno perfetto. fatto un'iniziativa, perché non è vero che ci siano soltanto i malamente, io conosco anche tante persone per bene, che se ci dimentichiamo di illuminarli poi diciamo è difficile saperlo. Hanno fatto un giardino della legalità dove hanno messo in ordine alfabetico, come fa Don Ciotti, non con una gerarchia, non c'è il più importante e il meno importante, hanno messo tutti coloro che sono stati ammazzati dalle mafie. Lei non è stata ammazzata, per fortuna. Vicino c'è la loro storia, ma lei, per queste caratteristiche, lei è un pezzo della lotta antimafia che è stata rimossa. Io credo che noi possiamo chiedere che si aggiunga alla storia della sindaca Pucci, e questo lo farò io a nome di Articolo 21, perché sono molto convinto che la nostra mente, il nostro animo e quello dei ragazzi si forma anche attraverso quello che vedono. Io penso che uno spettacolo come questo, così come lo penso dello Schifo dedicato ai Ariadne e Mira Rovati, che uno spettacolo come questo, dedicato alla mafia raccontata ai bambini, non debba stare solamente, diciamo, in nicchie chiuse o solamente nella rappresentazione. Credo che il servizio pubblico radio-televisivo farebbe il suo dovere se facessi un programma come questo possa essere visto non alle 3 del mattino, diciamo, insieme con le televendite, diciamo, più invereconde, ma possa essere visto da milioni e milioni di persone, perché credo che faccia bene non solo ai bambini, ma persino a quelli come me che hanno parecchi vuoti di memoria e solo rivedendo possono riconnettersi. Quindi grazie a chi lo ha pensato, a chi lo ha scritto, al regista Ottavia e all'Ateneo Veneto che ha fatto questa scelta, secondo me molto civile e molto importante. Grazie. Grazie. Grazie Beppe, questo è il compito di un giornalismo serio, quello di inquadrare bene le vicende. In relazione alla mafia faccio presente che a ottobre in Ateneo ospiteremo il procuratore nazionale antimafia, perché di mafia non si deve parlare solo, come ha detto giustamente Beppe Giulietti, al sud, ma la mafia è qui, l''ndrangheta è qui. E non si tratta solo di infiltrazione, lo dicevamo con Ilda Boccassini, vero Ottavia? Non è che sia il mafioso che si infiltra, molto spesso è l'imprenditore che aspetta anche il mafioso, anche l'imprenditore oporoso e veneto, perché trova dei vantaggi, quindi è una situazione molto complessa che va esaminata, e avremo qui il procuratore Melillo. E adesso la parola ai protagonisti. Comincio io? Vai. Chi comincia? Vado io. Intanto, se oltre le tonsille... Allora, intanto grazie alla Presidente Magaraggia e grazie a Beppe Giulietti che riesce sempre a inquadrare le cose e a farmi capire e vedere cose che magari non avevo visto. No, davvero sono così felice, siccome mi ha coinvolto in Articolo 21 e sono orgogliosa e felicissima di esserci. Allora, il nostro lavoro, il lavoro di Stefano Massini, di Sandra Mangini, mio e di le altre persone che sono in scena con me, che sono 6 meravigliosi musicisti dell'orchestra multietnica di Arezzo, e la artista visuale che si chiama Raffaella Rivi,
che ha fatto, diciamo, le scene, insomma non sono le scene, ma vedrete se venite a vedere lo spettacolo, come spero. Siamo molto contenti, ormai è 2 anni che facciamo questo spettacolo in giro, anzi forse questo è il terzo. È la terza stagione o la seconda stagione? Siamo nella terza. Siamo alla terza stagione. Siamo andati in giro per l'Italia, non siamo andati a Roma, non siamo andati a Palermo, manca a Catania, perché non siamo stati invitati. Perché adesso spiego una cosa: certe volte la gente dice: ma perché non viene a Bassano? Guardi, non dipende da me, non è che io posso dire voglio venire a Bassano e si apre il teatro e io vado. Se dai luoghi non ci invitano, noi non possiamo andare. Quindi non è che io non voglio andare a Palermo perché ho paura di andare a Palermo o a Catania, ci andrei molto, ma molto volentieri. Non siamo stati invitati, non è successo, speriamo succeda nel futuro, non è mai, noi continuiamo a farlo, anche perché ormai ho capito che sono un po' di anni che lavoro con Stefano Massini e ho praticamente degli spettacoli in repertorio. Ormai quando mi chiamano vado. Per esempio quello su Anna Politkovskaja che ho cominciato a fare 17 anni fa, lo faccio ancora. Pochi mesi dopo la morte di Anna Politkovskaja, Massini ha scritto questo testo bellissimo che si chiama Donna non rieducabile. L'ho fatto, è stato ripreso dalla RAI, è andato in televisione, continuo a farlo, l'ho fatto un paio di mesi fa, lo rifarò adesso nel mese di maggio a Milano. Purtroppo è sempre attuale. Come quello di cui parlava Beppe, lo schifo su Ilaria Alpi e Milan Hrovatin, che farò in lettura, non è un vero spettacolo, è semplicemente una lettura a Parma, proprio in ricordo di Milan Hrovatin e Ilaria, e poi questo, e poi ce ne saranno altri. Sono sicura che ormai, per fortuna, la memoria mi regge ancora per poco, ma insomma per un po' mi reggerà, e quindi quando serve noi siamo pronti, andiamo. Che dire? Allora, lo spettacolo non è uno spettacolo per bambini, ma questo si è capito. Si chiama Cosa Nostra spiegata ai bambini perché Stefano Massini ha preso da una intervista che avevano fatto a Elda Pucci, dove lei disse: Cosa Nostra, se riuscissimo noi che dovremmo perlomeno essere incaricati di governare e di spiegare le cose, se riuscissimo a spiegarla alla gente come se la raccontassimo a dei bambini, forse le cose potrebbero cambiare, forse le cose potrebbero essere diverse. Poi, usando un artificio teatrale molto molto bello, divide il testo che ha scritto in 10 episodi e li intitola ogni volta con il nome di un bambino. Questi bambini ovviamente in scena non ci sono, non sono neanche bambini reali, sono dei bambini che in qualche modo aiutano il percorso di Elda, l'aiutano a capire che cosa c'è intorno a lei, l'aiutano a capire che cos'è la mafia, l'aiutano a capire come si vive in certi luoghi della città che lei conosce, perché ecco, la cosa straordinaria di quella donna è che lei era sì primario pediatra, ma poi, finito il suo lavoro in ospedale, lei prendeva e andava a curare i bambini nei quartieri poveri di Palermo, alla Vucciria, all'Albergheria, a Santa Chiara. E questo ovviamente ha fatto sì che fosse molto amata, e forse, come diceva il collaboratore di giustizia, la mafia Cosa Nostra ha avuto paura perché forse se l'avessero uccisa gli si sarebbe rivoltato contro tutta la città, perché lei era davvero molto amata. Però per raccontare un po' magari lo spettacolo, voglio dire una cosa, sono molto contenta perché è la prima volta che lavoro con una regista donna e è stato
bellissimo, più bello di sempre, anche se il mio lavoro lo faccio con chiunque, perché va bene, maschi, femmine, vabbè, però questa volta femmina. Allora, siccome in scena ho 6 musicisti, tutti maschi, noi siamo 3 donne, lei, io e l'artista visuale, che siccome siamo 3 valiamo 6, ecco, questo detto proprio così, sì, no? Sì, Così. sì, sì. Sì, I, no. I miei amichetti musicisti non me ne vogliono, lo sanno, perché se ne fanno una ragione. Sono anche i produttori. Loro. Sono anche produttori, li devo trattare bene, che se no poi non pagano. No. No, però no, sono bravi, sono della gente seria che fa un lavoro bellissimo, tanto è vero che loro si chiamano Orchestra Multietnica di Arezzo, e sono non solo 6 come quelli che vi porto in scena, ma sono una trentina, e multietnica, capite che vuol dire, lavorano con chi arriva da tutte le parti del mondo, fanno un lavoro bellissimo, vanno nelle scuole, insegnano ai ragazzi, insomma fanno un lavoro molto molto bello, oltre ad essere dei magnifici musicisti. Le musiche infatti sono state scritte apposta da Enrico Fink, ho detto Guido, era suo padre, da Enrico Fink, uno straordinario musicista che forse conoscete perché è venuto molte volte a Venezia con l'orchestra e a fare spettacoli. Sandra, no. basta, non parlo più. No, e grazie a te Ottavia invece che mi hai dato la possibilità di lavorare su questo spettacolo, di costruirlo diciamo con i miei tempi, anche perché questo spettacolo diciamo si è formato un po' alla volta. Il primo lavoro grosso è stato ovviamente quello sul testo. Il testo di Massini era grande il doppio quando mi è arrivato. Il testo di Massini è un testo molto interessante, molto bello. È appunto organizzato in 10 racconti, e ognuno è intitolato a un bambino. E piano piano ho capito che questo bambino che sta dentro ogni scena, che è un incontro, un ricordo di Elda in ospedale oppure nelle strade di Palermo, per lei è un'esemplificazione. Lei si trova in un problema, in ogni scena si trova in un problema, e questo ricordo, questa associazione di idee che lei ha, questo incontro con questo bambino, le svela come procedere, la aiuta a procedere. Ce n'è uno molto importante che è Nuzzo, per esempio, che è un ragazzino di strada, uno proprio che prende, insomma, che si trova in mezzo ai guai molto spesso, è una specie di piede veloce, insomma, lei se lo ritrova in ospedale, dice il testo, sempre seduto, mai disteso, cioè pronto a scappare. E questo bimbo, in una scena anche così molto intima, gli spiega come trovare una terza via rispetto a chi comanda, cioè quelli forti, dice, quelli che stanno sul muretto a dire che cosa devono fare gli altri, rispetto a quelli che subiscono, cioè quelli che vengono mandati al massacro. E lei dice sì, lui dice sì, io sono più di quelli forti, dice Elda, sì, perché io lo so. E quindi sapendolo, cioè essendo consapevole della situazione, posso trovare un'altra strada. Ed è questo che fa Elda. Elda, dopo che viene eletta, ben presto si rende conto di essere messa lì come, diciamo, specchietto per le allodole, come carne da macello, dice lei, che non potrà fare niente, che intorno a sé c'è una situazione di pressione molto forte, di caos, soprattutto di caos, di situazione poco chiara, oscura, per cui lei pensa di poter governare, ma si rende conto che le file del potere sono altrove, sono nascoste.
ma lei questo lo capisce e comincia a tracciare la sua strada e fa appunto, vabbè, c'è questo grandissimo shock che lei subisce della strage Chinnici, che è una scena centrale nello spettacolo, è proprio un momento di svolta, e da quel momento lei decide proprio di incontrare il Consiglio Comunale, di porre la sua battaglia, che oltre a questa importantissima, diciamo, di far diventare il comune parte civile nel processo, è anche quella di indagare seriamente sul bilancio, perché è un bilancio in rosso in cui i consiglieri continuamente le dicono di non mettere le mani, di non metterci le mani, che i numeri sono solo numeri, e che la questione, diciamo, non dipende da lei, eccetera, mentre lei si mette, come dire, si punta i piedi e vuole sapere le cose, finché c'è una scena, diciamo, finale in cui è a dialogo con un pezzo grosso del partito e in cui chiaramente pone la sua questione, cioè governare e scegliere per poter cambiare, dice lei. Quindi Elda fa la sua battaglia in questo contesto di grande oscurità. Ecco. Quello che mi ha colpito, o comunque si è costruito un po' in questo spettacolo, insieme a Raffaella anche, è questo luogo d'ombra in cui agisce Elda, dove ci sono appunto voci, pressioni, intenzioni che non si riescono a focalizzare, e lei ha la capacità, come dire, come nel comportamento dei bambini, diciamo così, di fare delle cose piccole e semplici ed enormi. Quindi io questo atteggiamento, diciamo, concreto, proprio da medico, da persona pragmatica e da persona che affronta il rischio, la malattia, diciamo, di una città, lo trovo straordinario e anche molto interessante per noi, per tutti noi, nel senso che il problema poi il problema è sempre quello che tu non capisci dove sta il problema, non riesci a cogliere dove puoi intervenire, ti senti impotente, preferisci chiudere gli scuri di casa, preferisci il silenzio. Questo è uno spettacolo pieno di ombre, di silenzi, e io penso che sia proprio la lingua della mafia, il silenzio, il non dire, il dire il contrario, l'esprimersi per enigmi, in modo che veramente la persona non riesce più a trovare la parola, cioè l'atto, per poter decidere, fare, cambiare in qualche modo, anche nel piccolo, la realtà. Ecco, e questo è quello che fa Elda, insomma, che era una persona, sì, non era un'eroina, ecco, era una persona molto a modo, molto, era una persona seria, insomma, una donna brava, ecco. Forte. Una donna forte, sì. E quindi anche nell'allestimento, con Raffaella per esempio abbiamo cominciato a lavorare su delle immagini, e a un certo punto abbiamo lavorato sull'immagine e il suo opposto. Ogni scena, diciamo, nasce con un'immagine che poi diventa il suo opposto, perché e Elda stessa è continuamente in presenza di fantasmi, direi io, presenze letali ovviamente, ma che si manifestano in altre forme, che quando parlano dicono il contrario. Questa cosa che diceva Beppe è molto vera, e trovo che sia questo proprio l'arma
l'arma, diciamo, del potere mafioso, ma in generale anche proprio della situazione illegale che rende noi in uno stato di impotenza, ecco, che ci porta alla rinuncia. Perché non si capisce, c'è un caos, come la situazione non è chiara, e Elda ha avuto la capacità di smascherare, ecco, alcune dinamiche. È stato molto interessante lavorare su questa scrittura. Massini ha la capacità di trovare delle sintesi molto chiare, ecco, e quindi è stato molto molto interessante. La musica è molto presente in questo spettacolo, i musicisti, diciamo, sono 6 maschi, per cui li ho anche un po' usati talvolta per la loro, come dire, presenza, per il contrasto maschile e femminile in scena. Possono, sì, ricordano, li ho usati per delle associazioni di idee, diciamo così, lo vedrete, spero di vedervi tutti, insomma, sabato a teatro, ecco. Però hanno una funzione teatrale, narrativa, insomma, importante anche loro, per cui Ottavia è sola in scena, ma la scena sembra molto abitata, c'è un sacco di gente. È stato molto bello per me lavorare con Ottavia, che è stata un'esperienza molto molto importante per me, che la ringrazierò per sempre. Dice bene la regista che in effetti la mafia vive nell'opacità, no? E Elda Pucci fa delle cose semplici, ma che sono eversive, cioè vuole uscire dall'opacità. Dice, ma mancano 2 miliardi, dove sono i 2 miliardi? È già ricorrente questa domanda per tutto lo spettacolo. E quelli che le sono intorno gli dicono, sindaco, ma i 2 miliardi sono nelle strade che vede, nelle luci della città, nei vari servizi che vengono dati. Cosa le interessa sapere se mancano 2 miliardi, se però la città funziona? E lei giustamente va a vedere le varie ditte a cui vengono affidati e ce n'è sempre solo una. Quindi alla fine i gesti che si devono fare non sono incredibili, cioè non ci vogliono degli eroi, ci vuole solo chiarezza. Mentre la mafia vive nell'opacità, nel lasciar stare. Le dicono anche, sindaco, se lei vuole, lei può rimanere sindaco, come anche il Palermo non può rimanere in Serie A, basta che si vada a bere 2 volte al mese la limonata con Tizio, e lei dice grazie, la limonata con Vito Ciancimino io non la bevo. Quindi anche quello è un piccolo gesto che è eversivo rispetto ad una prassi che era sempre stata fatta, perché bisognava baciare le mani ai potenti di diritto o di fatto che erano presenti. Ed è vero che Massini ha la capacità, con pochi flash, perché se si legge questo testo sono pochi gli elementi che ci sono, ma sono tutti i topoi di Cosa Nostra, di come funziona il sistema in una città. Ed è per questo che i suoi sono testi potenti. Se posso aggiungere una cosa così proprio, è vero che chi si loda si sbroda, ma Massini è venuto a vedere una delle prime sere lo spettacolo, è stato molto contento, ci ha fatto i complimenti, ma soprattutto ha fatto i complimenti a Sandra perché ha detto io so che il testo è stato tagliato, ma non ho capito dove. Quindi vuol dire che Sandra ha fatto un lavoro veramente eccezionale, perché Massini ha un modo di scrivere con delle ripetizioni, delle cose che sono la sua cifra, che Sandra ha mantenuto riducendo il testo praticamente quasi della metà, perché sennò sarebbe durato 2 ore e mezza. E questa è una cosa secondo me importantissima. A questo proposito,
che ne dici? Che ne dite se leggo un pezzetto di una cosa? Ecco. Allora, Nuzzo. No, ce l'ho qua. Qualsiasi. Ce l'ho tutto. Qualsiasi. Cosa Lei vuoi voleva leggere? lei voleva Allora, Totò. Totò è un episodio strano perché Totò. non dico niente. No, Totò è una specie di piccola fiaba. Sì, è una- La racconto in scena, se verrete vedrete, insieme a tutti i musicisti che sono lì, come se fosse una festa di paese. C'era una volta, insomma anni fa, un bambino che di crescere non ne voleva sapere. I giorni passavano, i mesi, le stagioni, gli anni, ma lui restava com'era e le tacche sulla porta, quelle per vedere se cresci, suo padre neanche gliele faceva più. In famiglia, là in campagna, di soldi non ce n'erano e si andava nei campi a lavorare, tutti, i bambini e anche i vecchi, e magari scavando con le mani là sotto nella terra capitava di trovare una bomba di quelle americane, che Dio se era una benedizione, perché le bombe di quelle americane te le puoi vendere, sia per il metallo che per l'esplosivo. Porti tutto giù al paese e c'è chi te lo paga, e te lo paga bene. Quel giorno erano tutti là, in un campo che finiva nelle rocce, alla Venere del Poggio, quando lui, quello che non cresceva mai, cominciò a gridare che l'aveva trovata là sotto nella terra una bomba di quelle americane. Era stato lui per primo. E allora tutti si erano messi a scavare là sotto nella terra con le mani, con la vanga, finché d'un tratto, all'improvviso, un botto fortissimo. Suo padre, saltato in aria, è ricaduto a terra come un vitello che se l'ammazzi il sangue gli esce fuori a cascata. E sanguinando il doppio, uno dei fratelli, 7 anni, saltato in aria davanti a lui, davanti a tutti. E da oggi in casa il più grande sei tu. Lo videro con gli occhi gonfi, ma non perché piangesse, che di piangere si proibiva. No, tutte dentro le lacrime, tenute chiuse negli occhi, infilate bene. Che se sei il capo di casa, piangere non è cosa. E non è cosa nemmeno che a 13 anni ti trovi tu a portare i soldi a casa, con tutto che di crescere non ne vuoi sapere. Se poi sei quello che quando scendi giù in paese tutti ti ridono dietro perché sei rimasto basso e i calzoni di 6 anni fa ti vanno ancora bene. Ci sono solo 2 che lo stanno a sentire. Uno è Binnu, il figlio dei braccianti, che un campo non ce l'hanno e neanche le bestie, e si rompono la schiena per chi li paga a giornata. L'altro è un ragazzo di 5 anni più grande, pure lui nato fra i campi, ma che di fare carne da macello proprio non gli sta bene. Lui vuole stare là seduto sul muretto di calce e sassi a guardare. Per cui tutte e 3 fanno un patto e si mettono a rubare il grano ai contadini e qualche volta anche i vitelli, che se li ammazzi il sangue gli esce fuori a cascata. Ma in paese si comincia a parlare di quei 3 che fanno i padroni, e dei 3 poi ce n'è uno che di crescere non ne vuole sapere. È l'inizio del mese di maggio del 1949. Sotto una collinetta, sulla terra battuta, a San Giovanni, che i vecchi ci giocano a bocce. Una sera si guardano in faccia, dritto negli occhi, lui e un certo Menico di Matteo,
che già 2 giorni fa, alla processione del Cristo, gli disse che il grano non potevano andarselo a rubare ai contadini e che i soldi non è che decidi di farteli così, te lo deve dire qualcuno, perché i soldi sono sempre di qualcuno. A lui però non piace sentirsi dire che deve fare. Esce fuori una pistola, punta le gambe di Menico Di Matteo, là sulla terra battuta, che i vecchi ci giocano a bocce, e spara. Ma che ne poteva sapere lui che quello si metteva a sanguinare come un vitello, che se lo ammazzi il sangue gli esce fuori a cascata? 3 giorni dopo Menico Di Matteo muore dissanguato. A lui lo vennero a prendere là, fra i campi, dove era nato. E ci sarebbe pure cresciuto se solo a Corleone, per tutti, non fosse quello che non cresceva mai. 13 maggio 1949. Per la prima volta Totò Riina aveva ammazzato qualcuno. Binnu Provenzano e Luciano Liggio giurarono di aspettarlo. Era questo il patto. Ci sono delle domande, degli interventi? Delle risposte anche, sì, le risposte senza domande, dice giustamente Beppe, sarebbe me. Va di moda, sì, c'è chi risponde senza... Niente, vabbè, venite a teatro, perché poi adesso un pezzo ve l'ho fatto, poi sabato venite a teatro. A proposito di questo, no, volevo dire una cosa. Questo è proprio uno spettacolo, nel senso che è proprio vero, lo facciamo proprio... Perché ormai a teatro qualcuno va, anche gente molto seria, importante, con una bella testa, si mette lì, fa una bella conferenza, ma la cosa viene pubblicizzata e raccontata come teatro. Quello non è teatro. Il teatro è un'altra cosa. Io non ne posso più. Giornalisti, filosofi, amministratori, chiunque. Bene, cose bellissime, le conferenze a teatro si sono sempre fatte, è una cosa stupenda, però per favore non chiamiamolo teatro, perché se no noi che facciamo? Cambiamo mestiere. Io so fare solo questo di mestiere. Sì, vorrei quindi ringraziare il Teatro Stabile del Veneto che ci ha invitato sabato e naturalmente vi aspettiamo tutti. Vi aspettiamo tutti, mi raccomando, non ci abbandonate.